Tempo di bilanci, positivo quello del Parco della Valle, gli architetti concludono i 100 anni della fondazione dell'ordine. 2 termovalorizzatori che saranno installati in Sicilia, uno a Palermo e l'altro a Catania, a dichiararlo l'assessore regionale all'ambiente agrigentino Roberto Di Mauro. Stabilizzati a tempo indeterminato i lavoratori del Consorzio Universitario di Agrigento, soddisfatti i sindacati e il presidente Mangiacavallo. Si indaga sui fuochi di artificio al Petrusa, a Palma lite tra 5 rumeni, arrestati per risse aggravate e lesioni personali. Si guarda al nuovo mercato dell'Agragas, intervista esclusiva al coordinatore giovanile della Lega Nazionale Dilettanti, FIGC, Stefano Valenti. Benvenuti con l'appuntamento del nostro telegiornale TV Notizie. Apriamo oggi il nostro spazio informativo con i bilanci che sono stati trattati dall'ente parco. Vediamo ora un'intervista al direttore Sciarratta. Siamo con il direttore Sciarratta del parco, un bilancio di questo 2023 anche in prospettiva di ciò che saranno le iniziative del 2024. Devo dire il bilancio del 23 che si sta per chiudere è stato un bilancio positivo, non solo in termini di visitatori, abbiamo raggiunto il 1.000.000 di visitatori, ma soprattutto in termini culturali. Il parco ha aperto e valorizzato importanti aree, importanti progetti, a partire dalle convenzioni con l'università, gli scavi che abbiamo intrapreso con l'Università di Catania, con l'Università di Bologna, con l'Università di Pisa al Tempio di Giunone, gli scavi che abbiamo fatto, l'approfondimento scientifico c'è stato e la città di Akragas è un tesoro che si fa riscoprire scavo dopo scavo e abbiamo fatto dei ritrovamenti importanti. Abbiamo riaperto delle aree che erano chiuse in provincia, l'antiquarium di Vito Soldano, fra un mese inaugureremo l'antiquarium di Montecronio a Sciacca, sono tutti interventi che abbiamo potuto fare con risorse del parco. Siamo anche arrivati a Lampedusa, dove il parco gestisce il museo del mare nell'area portuale, 2 aree archeologiche importanti e il Dammuso di Casa Teresa. Siamo riusciti a fare le manutenzioni e abbiamo dei progetti per il 2024. Casa Diodoros, il progetto sul paesaggio importante che abbiamo messo in piedi, la musealizzazione del Tempio di Zeus con l'innalzamento di uno dei telamoni messo in piedi. Devo dire alla fine un bilancio molto positivo in termini culturali che ci ha consentito di mettere in riga tutte le progettualità che avevamo intrapreso. Il 2024 è in continuità con il 2023. Per noi operatori del mondo dei beni culturali è sempre un lavorare partendo dalla manutenzione, dalla salvaguardia, per poi arrivare alle politiche di valorizzazione. Per il 2024 abbiamo importanti progetti, a partire dal il manufatto dove era allocato l'ex posto di ristoro. Abbiamo già messo i fondi per la sua ristrutturazione per farne diventare un centro culturale. I lavori inizieranno a fine gennaio. A fine gennaio, come dicevo, abbiamo l'inaugurazione dell'area del Santuario di Zeus con il telamone che farà da faro e da campanello di curiosità dell'intera area, ma abbiamo terminato le procedure di gara e abbiamo il vincitore del progetto di restauro per Eraclea Mino del teatro, una ferita del mondo del bene culturale che siamo riusciti a sanare con un progetto importante, e a fine gennaio probabilmente ci sarà la conferenza stampa. Stiamo organizzando con l'assessore e con la struttura dei beni culturali, perché dicevo è un progetto importante che abbiamo terminato le procedure, così come tutte le aree e le altre iniziative
Il 2024 si apre con l'apertura di tutti gli altri siti, è stato pubblicato il decreto per le nuove tariffazioni, ci saranno dei biglietti di ingresso per i siti importanti da Monte Adranone al Museo di Palazzo Panetteri sino a Licata. Ci saranno delle tariffazioni e possibilità di fare dei cumulativi che metteranno insieme visita alla valle e visita nei siti periferici. Devo dire, non abbiamo smesso di lavorare e abbiamo in cantiere dei progetti molto importanti. Il Palacongressi, sul quale abbiamo fatto degli investimenti importanti in termini strutturali, siamo riusciti a rimetterlo in piedi, ad avere tutte le certificazioni e tutti gli impianti messi a regola d'arte. Abbiamo già lanciato le attività culturali al Palacongressi, che saranno di due tipi: un tipo di attività culturale fatta nella sala quella da 200 posti, nella sala Zeus, sono aperti al pubblico e sono gratuiti, dai nostri concerti jazz una rassegna di film d'autore e altre attività che faremo. Nella sala grande invece abbiamo già un cartellone presentato, un direttore artistico che si chiama Tano Aronica, al quale ci siamo rivolti per avere un cartellone di qualità, che aprirà con Gifuni, l'attore premiatissimo nel 2023, con un progetto importante sulle letture delle lettere degli ultimi giorni di Aldo Moro, e a proseguire con altri 4 spettacoli importanti. Questo è un nuovo lancio del Palacongressi, che si arricchirà anche della biblioteca Luigi Pirandello, il cui trasferimento è in corso di progettazione e che vedrà il completamento nell'anno 24-25. Sulla biblioteca di Dell'Utri cosa ci può anticipare? Beh, noi non siamo attori principali, dovremmo essere forse destinatari, ma le procedure riguardano il donatore e chi avrà la donazione, che è l'amministrazione regionale. Tempo di bilanci anche per l'Ordine degli Architetti, che hanno festeggiato i 100 anni di fondazione dell'Ordine. Eravamo sul posto, sentiamo il presidente Rino Lamendola. Il 2023 è stato un anno molto intenso, durante il quale abbiamo organizzato più di 40 eventi formativi per i nostri iscritti, ma è stato soprattutto l'anno del centenario della fondazione degli Ordini degli Architetti Italiani, che abbiamo celebrato ospitando celebri interpreti dell'architettura internazionale come Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Alberto Ferlenga, Franco Purini, Massimiliano Fuxas, i quali ci hanno regalato indimenticabili giornate di approfondimento dei temi più interessanti dell'architettura contemporanea. Sui valori dell'architettura quest'anno devo dire che siamo andati oltre, non abbiamo coinvolto soltanto gli addetti ai lavori, ma siamo andati oltre. Ad esempio, a Sciacca, con Open Studio, una mostra di architettura che ha avuto un grande successo di pubblico, abbiamo coinvolto l'intera città di Sciacca sui valori dell'architettura, così come è stato importante anche il coinvolgimento del mondo della scuola. Quest'anno, con la quinta edizione di Abitare il Paese, abbiamo coinvolto 3 scuole della provincia, 2 di Agrigento e una di Canicattì. Ma al di là di queste attività sono note le azioni che abbiamo svolto sul territorio per promuovere lo sviluppo socio-economico della nostra terra. Ad esempio, i 6 concorsi di progettazione banditi con il supporto tecnico e logistico del nostro ordine, banditi da libero consorzio comunale, dai comuni di Grotte, Racalmuto, Raffadali, Montevago, Santa Margherita Belice. Grazie a questi concorsi gli enti banditori hanno acquisito progetti di grande qualità, grazie ai quali potranno realizzare sul territorio provinciale 6 interventi di riqualificazione urbana
con i fondi del PNRR per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro, e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Sempre a supporto delle attività per lo sviluppo della nostra terra sono note anche le nostre attività per stimolare le istituzioni competenti e la politica sulla concreta realizzazione di un aeroporto a servizio non solo della città dei Templi, ma dell'intera area centro-meridionale della Sicilia, nella consapevolezza che questa infrastruttura sarebbe fondamentale per capitalizzare le nostre straordinarie risorse culturali e ambientali e per promuovere lo sviluppo socio-economico della nostra terra. Passiamo alla notizia sull'ambiente. Saranno 2 i termovalorizzatori che la Regione intende realizzare in Sicilia. Uno si farà a Palermo, ma non è lo stesso di Roma, uno più moderno che incenererà parte dei rifiuti intorno al 20%, con la possibilità di vendita di energia per un introito di 30 milioni. Questo quanto dichiarato dall'assessore regionale all'energia, l'agrigentino Roberto Di Mauro. Lo abbiamo intervistato. Saranno 2 termovalorizzatori che la Regione intende realizzare in Sicilia, uno si farà a Palermo, l'altro a Catania, non è lo stesso di Roma che incenerisce tutto, ma uno più moderno che brucia parte dei rifiuti intorno al 20%, con la possibilità inoltre di vendita dell'energia con un introito previsto di oltre 30 milioni. Questo quanto dichiarato dall'assessore all'energia Roberto Di Mauro. Abbiamo già portato avanti gran parte del piano dei rifiuti, abbiamo individuato il percorso intermedio e anche quello finale, cioè la realizzazione dei intermedi, mi riferisco ai TMB, agli impianti CSS/C e mi riferisco anche ai biodigestori, e per quanto riguarda la parte terminale certamente è il termovalorizzatore, non è lo stesso termovalorizzatore di Roma che prevede ingerire tutto, questo è un termovalorizzatore che prevede ingerire una parte residuale del rifiuto pari a circa il 20%. Con anche la possibilità ovviamente della vendita di energia per un importo prevediamo pari a 30 milioni che consentirà di ridurre notevolmente i costi di gestione del termovalorizzatore e anche ovviamente abbassare la tariffa per i cittadini. Dove sarà ubicato? Ma dovrebbero essere 2, uno a Palermo e uno a Catania, sono le sedi dove è difficile la raccolta differenziata e dove ci sono una serie di problematiche e che il termovalorizzatore sia una cosa utile da poter mettere. Quindi anche le altre province potranno accedere? Le altre province, nell'articolo che oggi compare sul giornale, c'è una situazione abbastanza serena, compresa la provincia di Agrigento, che avendo finanziato la realizzazione di un DMB e una discarica sciacca per 500.000 metri cubi, noi potremo stare tranquilli per i prossimi 10 anni. Aggiudicati oggi i lavori per il recupero dell'asilo Esseneto, importo dei lavori 1 milione di euro, a comunicarlo l'assessore al ramo Gerlando Principato. Affidati gli interventi di riqualificazione statica, energetica e funzionale dell'asilo Esseneto di Agrigento, con fondi rientranti nell'ambito dei finanziamenti del PNR del MIUR. A comunicarlo è l'assessore Gerlando Principato del Comune di Agrigento, a seguito di una gara esperita dal dirigente del settore Sesso Lavori Pubblici, ingegnere Alberto Avenia, è risultata vincitrice l'azienda CCS Group con sede legale ad Agrigento, con un ribasso d'asta offerto del 16,33 su un importo a base di 800.000 euro. Si porta quindi a compimento un altro passo importante nell'ambito degli interventi che sono stati finanziati a fondo perduto dallo Stato. L'immobile ospitante l'asilo Nido Esseneto ha manifestato negli anni passati problematiche geotecniche prevalentemente nella parete nord, che hanno generato dei cedimenti che hanno indotto le passate amministrazioni a chiudere la scuola. In questi anni i problemi strutturali non sono stati risolti e inoltre si sono manifestati atti vandalici che hanno compromesso la distribuzione funzionale degli ambienti interni e dei servizi. Il progetto affidato prevede un consolidamento strutturale, interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione della struttura. Per l'aspetto energetico, oltre alla posa del cappotto termico, è prevista anche la realizzazione di un tetto ventilato, l'installazione di pompe di calore.
la soluzione più efficace in termini di risparmio energetico e anche dal punto di vista manutentivo. Sono molto soddisfatto di essere riuscito a mantenere una promessa fatta al dirigente scolastico della struttura in occasione del primo incontro, questo quando dichiarato dall'assessore all'edilizia scolastica e ai lavori pubblici Principato. Non potevamo perdere l'occasione di restituire alla città l'asilo Esseneto, che si aggiungerà alla scuola materna Villa del Sole, soprattutto tenuto conto della carenza di edifici sicuri in materia di edilizia scolastica ereditate. Siamo convinti come amministrazione, afferma Principato, dell'importanza rivestita dai nidi, che svolgono una funzione pedagogica fondamentale, ma hanno anche un'importante funzione sociale perché aiutano i genitori con bambini piccoli a conciliare meglio i tempi di vita con i tempi di lavoro. Oltre al recupero del piano terra attraverso il ripristino degli ambienti preesistenti, servizi igienici e realizzazione di nuovi impianti, verrà recuperato il seminterrato ed è prevista anche una sistemazione estrema, previsto un cronoprogramma con un anno di lavoro, l'inaugurazione per la riapertura nell'anno 2025. Buone notizie per i lavoratori dell'Equa, stabilizzati i precari del Consorzio Universitario di Agrigento, soddisfazione dei sindacati e del presidente Mangiacavallo, il servizio. Il 27 dicembre del 2023 ha segnato la fine del precariato dell'Equa, il Consorzio Universitario di Agrigento. I dipendenti a tempo determinato hanno firmato il nuovo contratto a tempo indeterminato dopo anni di attesa e diverse amministrazioni che si sono susseguite, che sarà attivo a partire dal 2 gennaio del nuovo anno. L'amministrazione, presieduta dal dottor Mangiacavallo, ha mantenuto la promessa fatta ai dipendenti precari, avviando una serie di procedimenti propedeutici per arrivare all'obiettivo. In primo luogo hanno dato risoluzione all'annosa sistemazione dei conti, con relativa approvazione del bilancio, senza il quale non si sarebbe arrivati al risultato raggiunto. Il presidente dell'Equa Mangiacavallo esprime profondo orgoglio per questo risultato, che segna la fine di un percorso lungo e tortuoso per i lavoratori precari assistiti dalle sigle sindacali CGIL e CISL, con le quali sono intercorsi dialoghi fattivi e collaborazione che alla fine hanno dato i risultati agognati. Un ruolo importantissimo nel gestire le procedure amministrative lo ha avuto il responsabile del consorzio, la dottoressa Grado, che ha egregiamente portato avanti nelle fasi di stabilizzazione del bando per il concorso per i titoli e l'esame alla firma dei contratti. Il consiglio di amministrazione, con il capo il presidente Mangiacavallo, può così annoverare questo risultato tra i numerosi raggiunti che hanno fatto crescere il Consorzio Universitario di Agrigento a nuova vita, quando dal loro insediamento c'erano tutti i presupposti per la chiusura e la perdita di un ente prezioso per il territorio agrigentino, con disagio di tutti gli studenti che avrebbero dovuto sostenere molte più spese trasferendo i loro studi presso altri atenei, e per tutti coloro che considerano il consorzio universitario un vero e proprio perno sulla quale ruota la cultura nella città e nella provincia di Agrigento. Continuano gli sbarchi a Lampedusa grazie anche al Mare Calmo. Attualmente l'hotspot conta circa 900 migranti ospiti, tra cui 96 minori. In 300 arriveranno in serata a Porto Empedocle con il traghetto, mentre altri 180 saranno trasferiti in aereo a Bergamo, il servizio. Continuano gli sbarchi a Lampedusa per via del Mare Calmo. Sono 87 migranti che sono sbarcati tra la notte e l'alba di questo giorno a Lampedusa. 2 barchini con a bordo 45 6 donne persone originarie di Mali, Guinea, Senegal, Gambia e Camerun e 17 tunisini, tra cui 4 minori, sono stati bloccati dalle motovedette della Guardia di Finanza. Un gruppo di 25 persone, tra uomini e donne, sono stati invece intercettati dai carabinieri a Calamadonna. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove oggi c'erano 886 ospiti, tra cui 96 minori non accompagnati. Su disposizione della prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è in corso il trasferimento di 300 migranti al porto. Verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Già ieri sera erano 300, sono stati trasferiti allo stesso modo. Per il pomeriggio invece è programmato un volo aereo per Bergamo con 180 migranti. Positivo è il bilancio della fiera che si è svolta a Racalmuto per valorizzare i prodotti a marchio locale. Sentiamo l'architetto Lo Brutto, organizzatore dell'evento.
Antonino Lobrutto è stato coordinatore di un progetto di grande successo che ha promosso i prodotti tipici, il vino e i prodotti d'Ecopat. Che bilancio può fare di questa iniziativa che ha vivacizzato molto Racalmuto? 3 giorni molto intensi e partecipati. Dal 20 abbiamo subito incontrato 200 bambini a scuola che hanno assistito e seguito il ciclo del grano con tanta passione e tanto interesse. Quintessenza con Tony Rocchetto è stato abile ad attirare con le sue rappresentazioni l'attenzione dei bambini. Anche lo chef Moscato con mani in pasta e quindi facendo vedere come si fa il pane, come si impasta la pasta, la farina col lievito, con l'acqua, è stato un grandissimo successo. Sempre il primo giorno abbiamo avuto un interessante convegno sempre sulla presentazione dei prodotti Deco e Pat di Racalmuto, prodotti che erano sì conosciuti a livello regionale e ministeriale, però ancora questi prodotti non uscivano fuori dalle mura del comune. Quindi la stigliola, il fegato incaiolato, la granita, l'ampignolata, i taralli di Racalmuto, e questi sono stati i prodotti e i principi e protagonisti di questa manifestazione, di questo convegno, con relatori molto interessanti. La serata poi si è conclusa con i canti natalizi presso il Teatro Regina Margherita di Racalmuto, e anche lì molti genitori, molti partecipanti, l'assessore ha fatto personalmente i saluti e i ringraziamenti per l'avvio di questa manifestazione natalizia. Secondo giorno, anche quello molto intenso, con gli ordini professionali tecnici, l'ordine degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi, che hanno parlato di progettazione e pianificazione del territorio culturale. Preciso la parola culturale perché non progettavano edifici come facciamo solitamente, ma si progettava il territorio. Un territorio come quello di Agrigento, di Racalmuto, della Valle dei Templi, pieno di biodiversità, dalle olive, dal pistacchio, dalle mandorle, tutti prodotti d'eco e prodotti che sono sicuramente fiore all'occhiello del comune di Racalmuto. Da lì ci siamo spostati a piazza Umberto I, davanti al castello chiaramontano, per l'inaugurazione dei gazebbi, dove gli espositori locali, Eideco, Pat, CVA, quindi la cantina Aquile di Canicattì, e tanti altri produttori di vino, Regalpetra, hanno esposto tutte le loro bellezze e i loro prodotti, con una bellissima rappresentazione di show cooking all'interno del castello, dove tutti hanno potuto degustare ancora una volta prodotti Deco, particolare la pasta con la cipolla paglina di Castrofilippo. Infine l'ultimo giorno è stato interessante perché con l'enologo Gianni Giardina abbiamo avuto l'ABC del vino, con l'accoppiamento con i cibi, quindi una lezione di enologia che ha avuto grande successo con una grande partecipazione. E infine le auto d'epoca che hanno allietato pure la piazza con le loro rumori, con le loro bellezze. Sicuramente una 3 giorni molto impegnativa e molto ricca di eventi, con la speranza che possa essere l'inizio di una lunga serie. Passiamo alle notizie di cronaca. Fuochi d'artificio sono stati esplosi ieri nell'area esterna della casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento. Qualcuno, senza essere visto, ha acceso la batteria di fuochi pirici a ridosso delle mura di cinta della struttura penitenziaria, forse per festeggiare la scarcerazione di un detenuto per fine pena, oppure per un compleanno un avversario, ma non è escluso che l'ordine di rendere omaggio a uno o più reclusi possa essere partito proprio da quelle celle che ospitano tra gli altri detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali. A tal proposito sarebbero state avviate le indagini per dare un nome agli autori, identificare il destinatario del particolare festeggiamento. Una volta identificati, in virtù del gesto dimostrativo compiuto, rischiano la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.
E da Perusa passiamo a Palma di Montechiaro, sono 5 rumeni dai 20 ai 42 anni sono stati arrestati a Palma di Montechiaro da polizia e carabinieri per rissa aggravata, lesioni personali e danneggiamento. Il diverbio ben presto si è trasformato in un tafferuglio e si è innescato a causa della non gradita relazione tra un bracciante agricolo di 27 anni residente a Canicattì e la figlia di 41 anni, anch'esso bracciante agricolo residente a Palma di Montechiaro. La lite ha coinvolto i componenti delle due famiglie, che hanno utilizzato anche 2 coltelli e una grossa padella di ghisa. Novità per l'amministrazione regionale: dal 1 gennaio 2024 la regione siciliana in ambito locale abbandonerà definitivamente il vigente regime di cassa per adottare uno di gestione economica mediante la tesoreria unica. Unicredit diventerà l'istituto tesoriere della regione siciliana. Il servizio. Dal 1 gennaio 2024 la regione siciliana in ambito contabile abbandonerà definitivamente il vigente regime di cassa per adottare il sistema di gestione economica mediante tesoreria unica, un adeguamento previsto dalle norme nazionali in materia già in vigore in diverse altre regioni italiane, che segnerà una svolta importante in termini di semplificazione per i cittadini, di accelerazione dei pagamenti e di snellimento delle procedure contabili per gli uffici. Unicredit diventerà l'istituto tesoriere della regione, assicurando la delicata transizione tra i 2 regimi. A gestire il passaggio nell'ultimo anno il Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il supporto dell'ARIT, Autorità regionale per l'innovazione tecnologica, attraverso innanzitutto l'implementazione della piattaforma SCORR, a cui si affiancherà la compiuta adozione del sistema nazionale dei pagamenti PagoPA. Nel dettaglio, il nuovo sistema di tesoreria unica consentirà alla Regione di gestire direttamente le proprie disposizioni bancarie attraverso il sistema SCORR in raccordo con Unicredit. Ne deriva un netto snellimento delle procedure di pagamento e di incasso a vantaggio sia del cittadino che dell'organizzazione amministrativa della Ragioneria Centrale della Regione e dei vari dipartimenti regionali. Viene così semplificata e automatizzata la riconciliazione contabile dei pagamenti finora lavorati e impuntati singolarmente, abolendo il quietanzometro e il cartaceo, facilitando anche la differenziazione tra i flussi del conto di tesoreria erario e del conto tesoreria sanità. Il passaggio alla tesoreria unica e l'adozione del sistema PagoPA consentirà quindi di agganciare in maniera immediata debitore e pagamento. Fin dal nostro insediamento, conclude il Presidente della Regione Schifani, stiamo lavorando per innovare la macchina amministrativa regionale, mettendola al passo con le esigenze dei siciliani. L'adozione del sistema di tesoreria unica segnerà un salto cruciale verso la digitalizzazione dei processi e la semplificazione della pubblica amministrazione, nell'interesse sia dei cittadini che delle imprese, ma anche per consentire agli uffici regionali di lavorare meglio, quanto dichiarato dal Presidente della Regione Schifani. Sequestro di botti illegali a Messina, denunziato il detentore. I carabinieri del nucleo radiomobile di Messina hanno denunciato un 38enne messinese già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso nella sua abitazione di manufatti esplosivi illegali e artifizi pirotecnici. A seguito di preliminari accertamenti, i militari dell'Arma hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio del 38enne, all'esito della quale hanno trovato oltre 28 kg di artifizi pirotecnici illegalmente detenuti, tra cui batterie di fuochi d'artificio con marchio di fabbrica, nonché candelotte di fabbricazione artigianale e quindi potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone. Al termine delle operazioni di catalogazione, i fuochi pirotecnici sono stati sequestrati e trasferiti in un deposito autorizzato, mentre il 38enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria poiché è ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione illegale di materiali esplodenti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva. Anche quest'anno a Custonaci l'edizione del Natale 2023 con il presepe vivente, le interviste ai protagonisti. È tornato il presepe vivente di Custonaci, è tornato dopo 3 lunghi anni purtroppo di sosta, una sosta forzata, ma quest'anno per l'edizione 2023 siamo riusciti a realizzare
uno dei 100 più grandi eventi della regione siciliana e oltretutto viene riconosciuto tra i 10 più bei presepi viventi d'Italia. Ecco, è una manifestazione la nostra che raccoglie un'identità importante, quella del territorio che va ovviamente che parte dalla città di Custonaci, ma che travalica ovviamente un territorio più ampio, ovvero quello dell'Agrevicino, quello di Erice. La Sicilia di un tempo, quella rurale, viene riportata attraverso una manifestazione di carattere culturale, religioso, legata ovviamente alla Natività di Gesù, ma in un contesto ovviamente unico, ovvero la Grotta Mangiapane, una delle più belle realtà museali dal punto di vista etnoantropologico che la stessa Università di Palermo riconosce. Migliaia di persone in questi giorni hanno già invaso il nostro centro storico, la nostra città, per poi vedere la Sicilia appunto di un tempo legata alle suppellettili, legata ad infrastrutture ormai introvabili in ogni angolo appunto della nostra isola. Quindi non è soltanto una grande manifestazione artistica, culturale, ma è qualcosa di più, è una vetrina, è un aspetto promozionale per la città di Custonaci, perché attorno a questa idea, che è l'idea appunto di promozione del territorio, si vuole valorizzare una realtà territoriale importante che possa in qualche maniera tracciare una linea per una valorizzazione turistica. Il nostro presepe è uno dei più longevi della Sicilia, infatti quest'anno siamo giunti alla 39esima edizione. Il nostro presepe si ispira all'arte contadina siciliana, è composto da circa 160 personaggi, sono tutti artigiani, pittori, scultori e quant'altro. Noi raffiguriamo circa 50 mestieri antichi che alcuni addirittura sono scomparsi da più di 50 anni. Durante gli anni ha portato qui a Custonaci migliaia di persone, di visitatori. Linea alla regia per la pubblicità. Sentiamo ora le ultime novità del calciomercato relative all'Agragas. Un'intervista al direttore sportivo Cammarata. Per quanto riguarda invece il calciomercato, ecco qua. Arriva dalla Nuova Egea un nuovo attaccante per l'Agragas e che, come è stato anticipato in sala stampa dall'ex presidente Giuseppe Deni. Si tratta di Gianmarco Di Stefano, è un classe 2000, quindi a 23 anni, e la scorsa stagione è stato in forza al Paternò, ma è cresciuto calcisticamente nella Beretti del Catania, risultando il migliore realizzatore con 23 reti. Più volte convocato con la prima squadra etnea in Lega Pro, è stato in forza anche alla primavera della Lazio nella stagione del 2020. L'attaccante comunque è a disposizione del tecnico Marco Copa e si sta allenando con nuovi compagni. Anche lo Sciacca è in pieno fermento, infatti l'ex attaccante dell'Agragas Giuseppe Sant'Angelo, classe 89, dopo 4 anni con la maglia della propria città, lo Sciacca, approda a Castelvetrano con la Folgore. E con lui va anche via il gioco difensivo Michele Cinquemani. Con l'avvento di Sant'Angelo si cerca di potenziare la linea attacco, dove vede migliore marcatore della Folgore con 4 reti Fofana. Quando sono arrivato io, diciamo che gran parte del mercato era stato fatto, penso fatto anche in maniera ottima per come poi siamo partiti. Magari, come diceva il Presidente, purtroppo si è sbagliato in buona fede su alcuni profili che erano stati presi a fine giugno, primi di luglio, ma stiamo parlando di profili con dei curriculum importanti, attaccanti che avevano fatto gol fino a 1 anno e mezzo prima in Lega Pro. Poi purtroppo si è rivelato che l'investimento importante fatto purtroppo non ha dato quello che si sperava che dasse, perché mi insegnate che i gol portano punti. Per come diceva il Presidente, l'Agragas è una squadra che produce tanto gioco, produce tante palle gol. Se noi andiamo a vedere, parliamo dell'ultima partita di mercoledì, noi siamo stati per 87 minuti nella metà campo del Portici. È stata una gara approcciata male, i primi 10 minuti purtroppo è stato preso gol, però se vai a vedere la mole di gioco sviluppata, ma non solo nella partita di mercoledì, parlo di quella di mercoledì perché è l'ultima, con Siracusa penso che il primo tempo sono state fatte 4-5 palle gol, ma mancando il finalizzatore questa squadra può continuare a produrre gioco, ma si va in difficoltà. Si è cercato di aggiustare qualcosa da agosto ad ora,
qualche calciatore che stava facendo pure bene per motivi personali, di famiglia, ha chiesto di andare via. Io avevo riferito alla società, il presidente essendo un uomo di parola, un uomo dal grande cuore, stiamo parlando di Pantano, ha detto che non potevamo mettere a rischio la serenità familiare di un ragazzo e abbiamo deciso di liberarlo. Qualche altro ha chiesto di andare via perché stava giocando poco ed è andato via. Qualche altro per motivi tecnici penso che andrà via a giorni, ma è normale che poi dobbiamo andare a vedere di sostituire qualche pezzo che va via. Quando qualcuno dice all'Agragas ci sono le porte girevoli, io glielo lascio dire, per carità, perché ognuno è libero di dire quello che vuole. Magari non sa che adesso il mercato in Serie D è perennemente aperto, non ci sono più le scadenze, ma con le rescissioni fino al 5 gennaio uno può sempre andare via. Cercheremo di fare degli interventi mirati su quello che chiederà il mister. Fino a stamattina abbiamo fatto un'altra riunione tecnica con il mister ha fatto le sue richieste, cercheremo di accontentarlo con i profili che ci ha detto, che ci ha individuato. Ci proverò con tutte le forze perché un paio stanno in altre squadre, però ci proviamo e ripeto, prenderemo dei profili che servono al gioco dell'Agragas, a quello che ha in mente il mister. Saranno dei profili magari un po' più giovani di quelli che escono, per dare un po' di freschezza alla squadra, che inizia un giro di ritorno dove c'è di bisogno di tanto sacrificio, tanta voglia e tanta corsa, e penso che ringiovanendo un po' la squadra tutto ciò riusciremo a farlo, perché lo dobbiamo alla città, lo dobbiamo ai nostri splendidi tifosi della curva che ci seguono ovunque. Noi mercoledì avevamo 15 ragazzi di mercoledì a Napoli e so con quanti sacrifici sono arrivati lì, aerei, treni, B&B, perciò chi viene ad Agrigento, chi c'è e rimane sa l'importanza della maglia dell'Agragas. Chi verrà deve sapere che la maglia dell'Agragas è una maglia pesante, ma non pesante perché è una maglia gloriosa, una piazza importante, e dove noi dobbiamo garantire quantomeno di blindare la Serie D. Sentiamo ora un'intervista al coordinatore regionale giovanile della Lega Nazionale Dilettanti FIGC Stefano Valenti, curata dal nostro collega Carmelo Lentini. L'arrivo della sosta natalizia porta ad una breve riflessione in casa FIGC. A livello coordinamento scolastico, ad esempio, diretto dal professore Stefano Valenti. Oramai si lascia alle spalle un 2023 complesso, caratterizzato da impegni e sacrifici con tanti lati positivi e anche diversi punti di riflessione. Un anno comunque straordinario per le attività che si sono sviluppate su tutto il territorio siciliano e che hanno coinvolto tantissimi bambini e bambine nelle diverse aree. Ai nostri microfoni il coordinatore regionale della SGS Stefano Valenti fa un'attenta disamina sull'anno appena trascorso e svela cosa bolle in pentola per il prossimo anno 2024. Professore Stefano Valenti, possiamo dire ex presidente della FIGC della delegazione di Agrigento, ma oggi è il responsabile praticamente del calcio giovanile, lo possiamo dire scolastico. Allora, Stefano, siamo quasi al giro di boa di quest'anno, ecco, vogliamo fare un po' in sintesi quello che è stato il percorso del tuo ruolo principale e poi cosa bolle in pentola. Sì, Carmelo, diciamo che se dobbiamo fare un percorso possiamo solo dire che stiamo cercando di continuare il lavoro iniziato negli anni, perché come si può immaginare il lavoro che facciamo con i bambini è un lavoro dove i risultati sicuramente non si vedono dopo un anno o 2 anni, ma come dire, come sempre dico io, iniziamo un percorso, iniziamo una tappa dove con il lavoro degli anni si potrà vedere poi alla fine determinati risultati. Il nostro lavoro
molto bello, come dico sempre io, perché guidare il coordinamento della Sicilia è un lavoro impegnativo, però nello stesso tempo ti permette di poter aiutare o quantomeno indirizzare tutti i bambini sia nella scuola di calcio sia nell'attività scolastica con i progetti che facciamo, ma anche con gli adulti, con i progetti sociali, il progetto Rete, con i centri federali. Insomma è un lavoro praticamente che ci permette di poter cercare di formare il futuro cittadino, futura cittadina nel miglior modo possibile. Ecco perché noi puntiamo molto sul rispetto delle regole, puntiamo molto sul rispetto, che secondo me è una parola molto importante, perché se riusciamo a far capire al bambino, ma anche ai genitori, perché molte volte i genitori sono un po', guardano solo l'aspetto tecnico del proprio figlio quando va a una scuola di calcio, riusciamo a far capire a tutti che il rispetto è importantissimo, specialmente farlo capire ai bambini, dove rispettare il proprio compagno, rispettare anche le cose che sembrano, diciamo, superflue come la differenziato, rispettare l'ambiente, ecco, rispettare la persona e negli ultimi tempi anche rispettare il sesso femminile, per noi è una cosa molto importante. Quindi noi andiamo avanti cercando di dare al nostro bambino e alla nostra bambina quante più attività possibile, circondato da persone che formiamo come tecnici, ai genitori con cui ci relazioniamo per far capire loro qual è il loro diciamo, ruolo in questo contesto, e speriamo che tutti assieme possiamo riuscire a formare sì il futuro calciatore, ma principalmente il futuro cittadino. Quindi la FIGC non solo calcio, ma anche dei messaggi importanti per il futuro e per la crescita dei nostri giovani. Sì, sicuramente, perché il nostro è un calcio più educativo che agonistico, perché ci occupiamo dei bambini dai 5 a 12 anni, quindi è molto importante parlare sì di futuri calciatori, ma parlare anche dell'aspetto educativo che noi possiamo fare e dobbiamo fare attraverso l'utilizzo del pallone, l'utilizzo del gioco del calcio, perché attraverso la nostra agenzia educativa, che assieme alla scuola, alla famiglia e chiaramente le società sportive sono delle agenzie educative, devono riuscire a portare avanti questo compito, un compito molto importante, molto difficile, però lo facciamo con tanta passione, con tanta voglia, e speriamo veramente che con l'aiuto di tutti riusciremo nel futuro a presentare una generazione diversa, migliore rispetto a quella che abbiamo tuttora. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.